Per lo spettacolo grande successo ieri sera al Teatro Brancati di Catania per Massimo Venturiello, vigoroso protagonista della Barberia di Clementi, in scena fino all'1 dicembre. Sentiamo Sergio Sciacca. È l'immagine della Sicilia quando non c'era internet, ma c'era la forza d'animo per affrontare le difficoltà, l'allegria, per accompagnare con ritmi e canzoni e danze tutti i momenti della vita. C'era la saggezza popolare espressa nei proverbi e realizzata praticamente. E tutto questo aveva per centro la bottega del barbiere. Massimo Venturiello in poco più di un'ora attraversa tutti questi aspetti, quelli tragici, quelli gaglioffi, i lirici e quelli affettuosi. Danza, canta, annuisce, accompagnato da un bravissimo complesso, la Compagnia Popolare Favarese, che con mandolino, chitarra, fisarmonica e percussioni rende onore alla vera musica popolare, che non è compiacimento estetico, ma la colonna sonora delle varie attività della giornata, ed esprime una forza incontenibile come tutte le creazioni popolari. Bellissime. Da anni o addirittura da decenni non ne avevamo sentito delle simili. Lo spettacolo, che è stato lungamente applaudito ieri sera al debutto, è di quelli che meritano di essere visti e rivisti. È la vera immagine della Sicilia, senza fronzoli psicanalitici e con una immediatezza che fa capire subito quale forza abbia la nostra gente. E io aggiungo il plauso all'indirizzo dell'autore Gianni Clementi, ancora una volta maestro nel cogliere la realtà del popolo, del quale ricrea le espressioni vere, e del protagonista, che vive con intensità eroica la personalità molteplice dei barbieri al tempo dei calanderietti delle dive scollacciate. Erano il centro della vita, quando si stava materialmente peggio, ma umanamente assai meglio di oggi.